speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo. Ritroviamo in studio insieme a noi Stefania Barbieri, ben trovata. Ben ritrovati tutti. Stefania Barbieri, che è candidata di Noi con l'Italia al Senato nel collegio plurinominale cosiddetto Veneto 2 di Verona, Vicenza e Padova, le tre province, diciamo, del Veneto occidentale. Stefania Barbieri, lo ricordo, è anche tra l'altro consigliere di parità della provincia di Treviso. Parliamo però di spesa pubblica, tema di cui si discute da anni e in cui si intravede qualche passo avanti, secondo lei, Stefania Barbieri, o rimane ancora molto da fare? Io spero che qualcosa di significativo si faccia. Sono anni che sentiamo parlare di tagli alla spesa pubblica e purtroppo siamo ancora, non dico alla linea di partenza, ma poco distanti. Io ricordo, ho un esempio specifico anche che mi ha colpito particolarmente. Nel 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato incarico a Cottarelli, magari lei se lo ricorda, per rivedere, fare un po' la fotografia, diciamo così, di quelle che erano le partecipate pubbliche, sia dirette che indirette. E ne è emerso un quadro abbastanza, come dire, nebuloso, ecco, perché prima di tutto è stato difficile avere questo tipo di informazione, cioè non tutti i comuni avevano e non tutti gli enti pubblici davano questo tipo di informazione, non per cattiva volontà sicuramente, ma perché magari non erano stati messi in condizione di farlo. Però è emerso che gran parte di queste società partecipate molto spesso aveva dei consigli di amministrazione che come numero superavano il numero di dipendenti. E questo credo che sia un dato molto significativo. Ora, in questo documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è anche verificabile in internet perché io l'ho trovato, si prevedeva in 3 anni di ridurre drasticamente il numero delle partecipate, cioè da 10.000 e qualcosa più di 10.000 arrivare a 1.000 società partecipate. Insomma, ad oggi, io ho visto un rapporto del Senato, purtroppo le società partecipate sono scese solo di 1.000 unità o poco più. Ecco, quindi quando noi diciamo di ridurre la spesa pubblica, la domanda è: ma come mai, visto che Cottarelli, al quale era stato dato questo tipo di incarico, poi non per sua cattiva volontà, ma perché poi lui non è stato trasferito al Fondo Monetario Internazionale, quindi non ha più potuto, diciamo, compiere questo tipo di operazione. È rimasto tutto così. Quindi noi parliamo sempre di spesa pubblica della classe politica, ma non è solo la classe politica, vediamo un po' tutto il mondo del pubblico come funziona. Quindi io credo che se veramente non si ha la volontà di mettere mano alla spesa pubblica, ma a 360 gradi, sarà un po' difficile che il nostro paese riparta. E soprattutto lei lo accennava all'inizio, oltre ai tagli, o forse prima dei tagli, occorrerebbe anche una maggior trasparenza su come questi soldi, che poi naturalmente sono soldi dei cittadini, pagati dai cittadini e dalle imprese con le loro tasse, come vengono spesi, perché anche su questo punto, lo ricordava anche lei, c'è, come dire, ancora piuttosto opacità. Assolutamente sì, infatti la mancanza di trasparenza è la cosa peggiore che possa capitare, cioè quello di cui parlavamo anche la volta scorsa, qualche tempo fa. Non c'è proprio la comunicazione tra la classe politica e la società, non c'è questa trasparenza, questa informazione diretta e si fa fatica a trovare le informazioni, si fanno fatica a verificare determinate cose. Se una persona non è un addetto ai lavori o non ha molto tempo, perché ci vuole anche tempo poi per avere questo tipo di informazioni, non è messo in condizione di averle. Purtroppo insomma, la società non può continuare, altrimenti diventa a essere privilegio soltanto di alcuni. In una battuta proprio in conclusione, si potrà arrivare a questo taglio delle partecipate, degli sprechi pubblici, o rimane un'utopia?
No, dobbiamo assolutamente arrivare al taglio di queste società partecipate. È necessario, altrimenti il nostro paese non si rimetterà mai in carreggiata, non si riprenderà mai. È inevitabile questo. Grazie a Stefania Barbieri, candidata al Senato nel Collegio Veneto 2 per Noi con l'Italia. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito, vi rinnovo l'invito ai prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.